Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. The music loud, women walk, being kicked around. This is how I walk. Salve ragazzi, questa è una partita in show con due Total War. Oggi vi illustrerò una battaglia tra me e Simostar, che appartiene al mio stesso clan, contro due eserciti nemici, ovvero l'esercito di Surgut di questo nome strano 7H3R3A1 Sony. La partita avviene all'interno dei campi di riso, quindi è una mappa molto semplice, non ci sono edifici principali e gli eserciti sono molto equilibrati, che a breve vi illustrerò. Eccoci sul campo di battaglia, questi sono gli eserciti, lo stendardo azzurro appartiene al mio schieramento, invece quello nero all'esercito di Simo. Ho un'unità di monaci guerrieri con arco a livello 9 in prima linea, successivamente un'unità di Ashikaru con Yari e 7 unità di samurai con katana, con l'attacco corpo a corpo a livello 2, quindi non sono particolarmente uppate, ma sono uppate in modo tale da prenderne diverse con un attacco corpo a corpo abbastanza elevato. Poi due unità di monaci guerrieri con Naginata e un'unità di samurai con Yari. E la cavalleria possiamo trovare 3 unità di cavalleria di monaci guerrieri con Naginata e il mio generale. Invece Simo, iniziamo dal lato destro, ha nel boschetto nascosti 2 ausiliari con spada che serviranno per sorprendere il nemico, 3 cavallerie di monaci guerrieri con Naginata, un ausiliare con Naginata per proteggere il retro del suo esercito, Nodaki, un eroe monaco guerriero con Tetsubo, altri samurai con Nodaki anzi no, 6 unità di samurai con katana. Sì, e invece in prima linea ha 2 unità di monaci guerrieri con arco. Invece i nemici possiamo vedere che hanno scelto una tipologia di esercito diverso, perché possiamo vedere che hanno molti monaci guerrieri con arco e anche molti samurai con Naginata, ma anche diversi samurai con Nodaki, e la loro cavalleria è una cavalleria con Yari e una grande guardia. Invece guardando l'esercito del nemico giallo possiamo vedere che ha il generale arciere, quindi si sta avvicinando al nostro esercito, è seguito da arcieri a cavallo e seguito sempre dal suo esercito, che è formato da Ashikaru con moschetto a miccia in prima linea, successivamente Ashikaru con Yari in seconda linea, sì, tutti Ashikaru con Yari, e poi nella terza linea troviamo 2 unità di samurai con arco. E invece nel boschetto possiamo vedere che tiene degli Ashikaru con spada lunga come rifornimento, quindi per coprire il suo esercito. Intanto avviene il primo scontro, ovvero i miei arcieri iniziano a scoccare frecce contro il generale nemico, che non riescono a freddare nessuna guardia del corpo, nonostante scocchino 25 frecce con una velocità davvero impressionante. Adesso non ricordo, vediamo un po', sì, con 80 di velocità di ricarica e hanno 95 di precisione, perché sono stati incoraggiati dal generale, che adesso lo sto mettendo anche in fino alla morte. Intanto si è fatto distruggere 6 cavalli del generale, ma il generale rimane sempre vivo. Potete vedere, è l'unico, quasi uno dei 2 cavalli vivi, quello con l'icona rossa, e poi lo mandiamo in fuga perché non ce l'ha fatta più, e quindi già questo è stato un primo errore del nemico, mandare il generale in avanti. E gli arcieri a cavallo sono stati dimezzati, quasi dimezzati, infatti dai nostri arcieri non gli hanno dato scampo, e continuano ad avvicinarsi verso il nostro esercito, ma poi ritornano indietro perché io sto facendo avanzare i miei monaci guerrieri con arco. Allora, come potete vedere, sto facendo avanzare i monaci guerrieri con arco per riuscire a colpire i samurai con moschetto a miccia. No, sono samurai, vediamo. Sì, sono samurai con moschetto a miccia, non sono Ashikaru. Quindi possiamo vedere che la cavalleria nemica si sposta sul frontone sinistro. Eccola, si sposta tutta sul frontone sinistro, probabilmente per aggirarci. Infatti si andrà a piazzare su questo lato della mappa per sconfiggerci. Possiamo vedere inoltre che le sue unità si stanno preparando, credo, al rush, perché le mie unità di monaci sono state freddate, perché le ho perse di vista e per sbaglio le ho mandate avanti. Comunque possiamo vedere che a breve Simo darà il via a una schermaglia contro gli Ashikaru, scusate, i samurai con moschetto nemici, e infatti potete vedere che infatti cominciano a cadere in terra i primi nemici perché partono le prime frecce. Intanto sposto tutta la mia cavalleria sul frontone destro, infatti la mando tutto sul frontone destro per aiutare
la cavalleria di Simo, che se venisse attaccata da questi cavalieri cogliari sarebbe davvero in difficoltà. Quindi inizia Simo a bombardare i samurai con moschetto e ne distrugge davvero molti, mentre io rimango fermo con il mio esercito perché non so la mossa del mio avversario che ho di fronte, ma a breve partirò anch'io con un rush. Comunque, vediamo che manda avanti gli Ashikaru, i samurai con moschetto, quindi per sparare al di sopra dei monaci guerrieri con arco di Simo, però stanno avendo la meglio perché ancora non sono a portata i samurai con moschetto, perché necessitano davvero di una grande portata, devono essere davvero molto vicini per essere colpiti. Quindi, per fare fuoco, scusate, intanto i miei Ashikaru con Yari subiscono delle perdite perché i monaci guerrieri con arco stanno scoccando delle frecce e quindi sono unità che metto particolarmente davanti al mio esercito per essere attaccate. Infatti non li uso mai per l'attacco corpo a corpo definitivo. Intanto gli Ashikaru con moschetto stanno per essere sconfitti perché gli arcieri li stanno distruggendo e non hanno nessuna possibilità. Infatti stanno lampeggiando entrambe le bandiere e quindi a breve andranno via e così rimane al nemico solo un'unità di Ashikaru con moschetto che si trova proprio qui. Invece le cavallerie del nemico rimangono bloccate proprio nella parte sinistra e non si muovono, che sono seguiti da un'altra grande guardia del nemico giallo che non avevo detto. E quindi le unità del nemico sono abbastanza scoraggiate, anche perché, come potete vedere, il morale sta cedendo, perché potete vedere che è già giallo, ma anche rosso in alcune, e quindi stanno fuggendo. Intanto fa avanzare i suoi Ashikaru con spada lunga che aveva nel retro dell'esercito, per dar vita quindi alla battaglia. Intanto possiamo vedere che alcuni monaci intanto stanno lampeggiando e io faccio muovere il mio esercito in formazione allargata perché per evitare minori danni possibili alle truppe, e quindi anche lui manda avanti i suoi samurai con naginata e anche i suoi monaci guerrieri con naginata. Quindi ridurrò la formazione, non la renderò più allargata appena arriverò dal nemico, infatti l'ho richiusa e manderò quindi i nemici e quindi avverrà lo scontro, mentre a breve manderò anche il mio generale per sostenere le truppe. Intanto la grande guardia si avvicina verso le truppe di Simo, che sta nettamente vincendo, infatti ha sbaragliato il nemico. Come potete vedere le truppe del nemico giallo sono tutte in color rosso, quindi i suoi stendardi stanno per cedere. Intanto avviene lo scontro anche tra le mie unità e quelle del nemico, incoraggio le mie truppe, anche il mio generale che ha una maschera chiamata maschera Mempo, che permette quindi di abbassare il morale nemico di 3 e aumentare il morale del generale di 3 punti, quindi è davvero fondamentale. Successivamente possiamo vedere che alcune mie unità e monaci guerrieri con naginata sono andati a dare una mano a Simo, seguiti dai samurai con Yari, e adesso li rimanderò a sostenere il mio esercito. Intanto entrambe le mie cavallerie si ritrovano qui sul lato destro per fronteggiare le cavallerie del nemico che le tiene bloccate su questa parte di mappa. Possiamo vedere che sto vincendo anch'io il mio nemico, quindi grazie anche all'urlo dei monaci che diminuisce il morale nemico davvero di molto. Riesco quindi a vincere questa battaglia, anche grazie all'aiuto di Simo che intimorisce le truppe aggirandole da dietro, e anche il generale nemico distrutto all'inizio tramite gli arcieri è stato fondamentale. Intanto finalmente il nemico si dà una mossa e manda in avanti le sue cavallerie, che sono seguite dalle mie e quelle di Simo. Simo le attacca frontalmente e io cerco di aggirarle, aggirandole da dietro e quindi distruggendole praticamente dalle retrovie. Intanto il mio generale è sempre in fine alla morte, quindi aumenta la capacità di corpo a corpo di tutte le truppe. Intanto stiamo sconfiggendo anche le guardie del corpo dell'avatar nemico, che stanno per essere distrutte da tutte le unità, specialmente dalla cavalleria di monaci guerrieri che l'ho trasferita su questo frontone di mappa.
Vediamo un po', la cavalleria nemica sta per essere distrutta perché è seguita anche dagli ausiliari con Naginata che la stanno per fare definitivamente a pezzi. Ma infine riusciamo quindi a riportare una grande vittoria in questa battaglia di Shogun Total War. Spero che il video vi sia piaciuto, grazie a tutti della visione, commentate e votate. Ciao a tutti.